E ricomincia da Reggio Emilia l'avventura della FMCZ Rugby Rovigo Delta, stagione 2017-2018. Anche l'anno scorso era così, lo stadio era diverso, era la canalina, qui siamo al Mirabello del dirimpettaio reggiano. In realtà viene fermato D'Amico, di spalla, col fisico, il bolognese, l'esordio ufficiale nella FMCZ Rugby Rovigo Delta dopo il passato Sandona. Davis, attenzione al buco di Davis, va lui, cerca di navigare, non c'è il sostegno ma non riesce a alimentare il sostegno di Boggiani, c'è un vantaggio però per Rovigo. Ferrarini probabilmente è il colpevole di questa infrazione, palla che va a largo con Cioffi che converge, mette a disposizione l'ovale per Ricky Loro, si riposizionano i tre quarti rosso-blu. Andrea De Marchi, oh mamma, uno scontro durissimo, resta giù Devodier. Demaglia insomma è entrato come si deve. Intanto Rovigo con Odiete, manca l'appoggio a David Odiete. Basta. Ricordiamo Zebre, poi Mogliano, poi Benetton e la firma quest'estate. Pronto alla trasformazione, prende la rincorsa numero 11 Reggiano. Mi sembra ben diretto e direzionato questo vale. Ottima la pre-season dei Diavoli Emiliani. Nel frattempo Marco Antonio Gennari infila l'H, bandine su, 100% al piede in questo momento per lui. Parte il suo calcio, ancora bello dritto in mezzo ai pali, per cui mantiene il posizionamento con i propri compagni. Ricky Loro pronto, introduzione di pacca, hanno già ingaggiato. Ottima la posizione di D'Amico che sta già guadagnando terreno. Questa è meta tecnica, Blessano direttamente in mezzo ai pali. 7 punti per Rovigo. Si è proprio D'Amico come l'aveva imbragato perfettamente. Sì. Il numero 9 rosso-blu, altro up and under, la corsa di Odiete. Ancora pasticciano le seconde linee del Reggio, potrebbe giocare Rovigo velocemente. Edo Lubian, Ortiz addomestica in qualche maniera l'ovale, c'è il sostegno di Denis Majstorovic, converge, cerca una falla nella rete reggiana. Ancora dalla chiusa si potrebbe giocare, siamo in più, vediamo se Ricky Loro lo fa. Ortiz, eccolo qua, Cioffi, Massimo Cioffi, rientrato per 10 minuti. La meta di Massimo Cioffi e l'esultanza dei tifosi rossoblu a corse qui allo stadio Mirabello. Tenere il campo aperto perché dal punto di incontro successivo alla corsa di Majstorovic si è andati a toccare di nuovo la chiusa con Loro, Ortiz e alla fine Cioffi. Vediamo se Boggiani Ortiz è proprio Samuele Ortiz a prenderla. Attenzione, buon numero e buona chiamata con Edo Lubian che va dentro. Bellissima giocata per Rovigo. All'11° non entra questo pallone, per cui 22-9. Rossoblu, Manghi, il lancio, la presa di Dell'Acqua. Lucio Rodriguez. Oggi, qui se ne va, attenzione. Gennari, il sostegno. Paletta. È di Paletta, con la meta di Paletta. È successo qualcosa in mezzo al campo, Antonio? A temporeggiare, non c'era un interno che lavorava in difesa, quindi alla fine attaccando la spalla interna è stato bravo poi a liberare Paletta, che è un combattimento rude, ma è anche fair play. La buona presa di Edo Ruffolo. E qua Rovigo può cercare, deve cercare la quarta segnatura, che vorrebbe dire bonus. Avanzamento del pack. È entrato anche Gullo Zanini al posto di Andrea De Marchi. Riesce ad arginare in qualche maniera Reggio Emilia. Ricky Loro muove per Jordan Davis. C'era una stretta abbozzata per Denis Majstorovic, ma che non ha completamento. E qui ingenuità. Nel frattempo Diete facile per lui. Rovigo allunga 25-16. Brugnara, ancora Rovigo. Zanini, Odiete, attenzione Davis, 2 contro 1 di Biffi che non va ad alimentare Ruffolo. Che occasione sprecata da Rovigo, che occasione sprecata da Rovigo. Ancora però Rovigo con Davis, non riesce a darlo vale subito a Zanini. Vediamo la scelta di Ricky Loro, potrebbe andare su Odiete, messo fuori da Visaghi. E qua finisce il match, secondo me. Il fischio di Blessano. Rovigo vince Reggio Emilia, ma si deve mangiare le unghie, le mani, i gomiti, i capelli, le orecchie per questo ultimo possesso.